Grande spettacolo e soprattutto ancora una volta un altissimo livello per la quarta edizione del torneo della Befana riservato alla categoria Under 14 maschile, tenutosi lunedì 5 e martedì 6 gennaio a Zanè, nell'Alto Vicentino. E questa idea è nata praticamente dopo la tragica scomparsa in un incidente di un nostro giocatore Under 14, Giuseppe Tedesco, e qui dedicato anche al torneo. Abbiamo pensato di organizzare questo torneo Under 14 circa 4 anni fa. La prima edizione l'abbiamo fatta a 4 squadre, poi 2 anni fa ci è venuta questa nuova idea di allargare il torneo a 8 squadre, chiamando, come si vede anche oggi, quasi tutte società di Serie A, di settori giovanili di Serie A, ed allargarlo anche a questa nuova esperienza a dei club stranieri. 8 squadre partecipanti. A vincere è stata la formazione slovena dell'Equipa Marchiol, che in finale ha sconfitto la Sisley Treviso per 3-0. Prima di tutto devo ringraziare gli organizzatori che ci hanno invitato già al secondo anno di seguito. Devo dire che ci siamo sentiti molto bene dall'inizio alla fine. È il secondo anno che veniamo qua, l'anno scorso siamo arrivati terzi, quest'anno con questo gruppo ci siamo insieme già da 3-4 anni. Felice di incontrare la buonissima Sisley in finale, per fortuna nostra abbiamo vinto il torneo quest'anno. Un po' di rammarico invece per la Sisley, che riconosce nel torneo di Zanè uno degli appuntamenti più importanti della stagione. Il livello direi buono, sono tante partite in pochi giorni, quindi un buon preludio a quello che speriamo di dover fare più avanti. Bene, è stata una finale purtroppo non all'altezza del resto del torneo, ma questa squadra slovena obiettivamente è molto più avanti di noi, sia fisicamente che nel gioco. Nell'ordine si è classificata terza Ravenna, quarta Modena, quinta Padova, sesta Bassano, settima la formazione tedesca del Friedrichshafen ed ottava l'Olimpia Zanè. L'allenatore della squadra di casa, l'Olimpia Zanè, che per tradizione lavora nel giovanile, sottolinea l'elevato tasso tecnico del torneo. Riuniamo qua quasi tutte le squadre che poi verso la fine di maggio, primi di giugno andranno a fare le finali nazionali di categoria. Di conseguenza per le squadre di club professionistico è un buon test per verificare a che punto sono i ragazzi, mentre per le società minori come la nostra è un buon modo per confrontarsi dal punto di vista tecnico. Oltre ai premi individuali per fondamentale, miglior giocatore dell'intero torneo della Befana è stato Jan Gasparin, della squadra slovena. Ci piacerebbe, visto l'esperienza soprattutto con le squadre straniere, di toccare un po' varie zone dell'Europa, magari soprattutto nei paesi dell'est dove è nata, soprattutto negli anni 50, un certo tipo di pallavolo. Vediamo se le possibilità organizzative ed economiche ce lo permetteranno nei prossimi anni. Non solo Olimpia Zanè però nell'organizzazione, ecco chi ha collaborato alla perfetta riuscita della manifestazione. Ringraziamento in particolare al Comune di Zanè, in particolare al sindaco Alberto Busin e all'assessore dello sport Roberto Berti, che ci hanno dato una mano nell'organizzazione, alla FIPA Vicenza che ci ha patrocinato il torneo e le 2 società che hanno collaborato con noi per l'uso degli impianti e di tutta la logistica, in particolare alla società US Astico e al volley Fulgortiene. Il comune di Zanè sostiene il volley grazie all'Olimpia e ai suoi dirigenti che si prodigano per questo sport. L'associazione Olimpia Zanè si è prodigata per fare questa iniziativa e noi collaboriamo perché siamo convinti che praticare sport a tutti i livelli, sia soprattutto a livello giovanile, per far crescere i ragazzi sia importantissimo, sia per quanto riguarda l'attività sportiva sia per quanto riguarda anche l'attività morale a questi ragazzi viene insegnata.